Uno dei momenti più importanti, più definitivi, si può dire, di cambiamento per tutta l'Italia, ma in pratica per tutto il mondo come lo conosciamo oggi. E nel momento in cui l'agricoltura viene importata in vari posti d'Europa, succedono delle cose che non sono mai successe prima. Dai un mondo che viveva di cacciatori e raccoglitori si passa a un mondo che vive di produzione propria, che stabilisce un contatto diverso con il mondo, con l'agricoltura, con i campi e con la vegetazione. San Mardenchia di Pozzuolo del Friuli è uno dei siti più importanti per ricostruire la storia della nascita dell'agricoltura, perché è uno dei siti più antichi che è stato studiato più approfonditamente da questo punto di vista. Ma la cosa che ci interessa di più è capire le specie che venivano coltivate a San Mardenchia e negli altri siti del Neolitico antico del Friuli e dell'Italia settentrionale. Questi materiali vengono sempre da lontano. Non esisteva, prima della nascita dell'agricoltura, nessun tipo di frumento o di leguminosa coltivata in posto. Da dove vengono quindi questi materiali? Sono cereali di vario tipo. Si tratta di farro, di farricello, che è un frumento simile al farro ma che nessuno ormai utilizza più, e altri frumenti invece che utilizziamo ancora, come il grano tenero, il grano duro e l'orzo. Insieme a questi cereali, che sono quelli fondamentali, a San Mardenchia c'è un cereale assolutamente straordinario, che si è riusciti a riconoscere solo da pochissimo tempo. Si tratta di un frumento che si chiama così, non ha un nome facile da ricordare, frumento di Timofev, Triticum timofevi è il nome latino. Questo frumento viene oggi coltivato soltanto in Georgia, cioè nell'Europa più orientale, ed è praticamente scomparso dalla tavola di tutte le altre europei e anche dall'Asia. Questo frumento quindi verosimilmente viene da Oriente, come quasi tutto il materiale che è stato coltivato allora, ed è stato portato a San Mardenchia da questi agricoltori attraverso probabilmente due strade. Una strada lungo la terraferma, i Balcani, e forse una strada lungo il mare, per cui l'Adriatico. L'ipotesi più probabile è quella che venga dai Balcani, perché molti altri elementi archeologici dei siti friulani hanno dei confronti molto precisi con la zona balcanica. Questo frumento poi a un certo punto, man mano che il Neolitico procede, viene portato anche più a occidente, in Italia. E questa cosa è molto significativa perché ci dice che l'agricoltura in Italia ha avuto uno sviluppo complesso. Esistono più che un'unica agricolture diverse, agricolture che sono appunto state portate da genti diverse che aveva con sé del materiale diverso. Se noi studiamo l'agricoltura nella zona balcanica, che è quella da cui provengono tutti questi materiali, scopriamo delle cose particolarmente interessanti. Per esempio, ci sono delle leguminose che vengono dall'Oriente, che arrivano fino a San Mardenchia e negli altri siti friulani, ma ce ne sono altre che invece si perdono proprio per strada. Il cece, per esempio. Oggi tutti quanti mangiamo i ceci, ma questa pianta è stata effettivamente messa a cultura nel vicino Oriente, ma a un certo punto, durante questi trasferimenti, si è persa. Si è persa probabilmente tra la Grecia e i Balcani meridionali.
Qual è la differenza fra una pianta spontanea, un cereale spontaneo, una leguminosa spontanea e i cereali e le leguminose coltivate? Sono delle differenze in realtà minime. A maturazione una spiga di un cereale tende a rompersi, per cui la spiga, che è una sequenza di tanti elementi all'interno dei quali c'è un chicco o più chicchi, a maturazione si rompe in modo tale da favorire che i chicchi presenti nelle singole parti della spiga siano distribuiti tutto intorno alla pianta madre e quindi possano creare nuove piante figlie, numerose piante figlie, lontano dalla madre, in modo tale da non farsi concorrenza fra loro. La stessa cosa succede nelle leguminose. Le leguminose spontanee, sapete che le leguminose hanno un frutto che si chiama baccello, a maturazione il baccello si spacca e i semi si allontanano dalla pianta madre. La prima selezione che ha fatto l'uomo per trasformare le piante selvatiche in piante coltivate è stata una selezione, cioè ha scelto le piante che naturalmente, per un errore del loro sviluppo, facevano dei frutti che non si aprivano, nel caso delle leguminose, cioè i bacelli rimanevano interi, e nel caso dei cereali spighe che non si rompevano, cioè rimanevano intere. Per una pianta spontanea questo è un errore che crea dei problemi nella riproduzione. Per l'uomo invece era un elemento a favore. Si poteva raccogliere la spiga intera o il bacello intero e poi successivamente, dopo anche giorni o settimane, si poteva aprire il frutto ed estrarre i semi che potevano essere utili per l'alimentazione. E l'uomo ha scoperto che poi questi semi anomali, diciamo così, se venivano riseminati, davano origine a delle piante che si comportavano nella stessa maniera, cioè che avevano dei baccelli nel caso delle leguminose che rimanevano interi e delle spighe nel caso dei cereali che rimanevano integre a maturazione. E da lì è nata l'agricoltura.